appunto aveva trascorso il primo Natale al fronte. Naturalmente mi scuserete, io non sono un fine dicitore, soprattutto Davide mi scuserà, io proverò a leggervela. Un'intera nottata buttata vicino ad un compagno, massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Se voi ci riflettete, questa poesia ha per protagonista la morte. La morte che in guerra naturalmente si accompagna al suono di un cannone, al suono di una carabina, al deflagrare di una granata, oppure si accompagna all'urlo di un ferito. Ebbene, Ungaretti ha questa capacità di accostare il dramma della guerra, il dramma della morte, e lui evidenzia come di fronte alla morte scoppia la voglia d'amore, la voglia della vita, e quindi alla morte porta come contrasto appunto questa grande necessità di vita, questa grande necessità di amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.